Due diversi incidenti avvenuti ieri ad Agrigento hanno causato la morte di due uomini, un anziano nato in Argentina ma da anni residente nel territorio della provincia di Agrigento ed un giovane 35enne che ha accusato un malore accasciandosi in un'altra brutta tragedia avvenuta al villaggio Mosè. L'uomo si trovava in un negozio e ha accusato un malore improvviso e nonostante i soccorsi non è riuscito a salvarsi. L'altro caso ha riguardato uno scontro tra due auto sul viale trafficato di Viale Emporium. L'uomo di origine argentina in sella ad un motore ha avuto la peggio perdendo purtroppo la vita. Secondo una prima dinamica l'incidente è avvenuto tra due auto, una Fiat 500L e una Fiat 500X ed uno scooter su cui viaggiava l'anziano. L'impatto molto violento ha provocato la morte dell'uomo nato in Argentina e residente a Favara alla guida del mezzo a due ruote. Attivati immediatamente le ambulanze del 118 arrivate sul posto per soccorrere i quattro feriti, tra cui un bambino che fortunatamente non hanno avuto nulla di grave. Polizia municipale e carabinieri arrivati sul posto hanno immediatamente bloccato il traffico per poi gestire al meglio la viabilità attraverso controlli ed informazioni sul caso.